Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Gavello. Oggi siamo davanti al municipio di Gavello dove c'è una targa importante dedicata a Ugo Zagato. Chi era Ugo Zagato? Il grande carrozziere, capostipite di questa straordinaria famiglia di carrozzieri che hanno firmato le più belle auto dagli anni 20 in su. Forse non tutti sanno che appunto è nato qua a Gavello. Noi vogliamo celebrarlo come uno dei personaggi illustri di questo Polesine, probabilmente frutto della prima emigrazione verso Torino, verso Milano, eccetera. Zagato è stato quello che ha rivoluzionato le scocche da legno, acciaio e ferro, quindi veramente un capostipite straordinario di quel design italiano che negli anni 50-60 è stato dominante nel mondo e che ci ha fatto conoscere come i più grandi creativi. Ultimo di 6 fratelli, fin da bambino mostrò una grande passione verso la meccanica e i nuovi mezzi di locomozione. Nel 1900 rifiutò di entrare in seminario, nel 1905 partì per la Germania in cerca di lavoro e venne assunto in una piccola azienda metallurgica. Espletato il servizio militare, si trasferì a Milano e venne assunto come preposto alla carrozzeria varesina, un'antica azienda carrozzaia convertitasi per soddisfare le nuove esigenze della nascente industria automobilistica. Dopo l'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale, Ugo Zagato si era ormai fatto una solida reputazione di abile capo officina e venne sostanzialmente precettato ed inviato a Torino presso la fabbrica aeroplani Ingegner Pomiglio. Nei 3 anni di febbrile costruzione aeronautica aveva imparato molto sulla aerodinamica e sull'impiego delle leghe e metalli. Nel 1919 aprì la sua prima officina, che in breve tempo si sarebbe sviluppata ed ingrandita, divenendo una carrozzeria di fama mondiale, la Zagato appunto. Al termine della seconda guerra mondiale, Ugo cominciò a farsi affiancare dapprima dal figlio maggiore Elio ed in seguito anche dal secondogenito Gianni. Da tempo malato di cuore, Ugo Zagato morì il 31 ottobre 1968 nella sua abitazione di Terrazzano, stroncato da un infarto durante il sonno. Durante la sua carriera gli vennero assegnati vari premi, tra i quali il premio Compasso d'Oro del 1960. Detto questo, noi siamo a disposizione per celebrare tutti i vari polesani che sono stati grandi, che magari qualcuno non sa quanto hanno fatto per la storia italiana, e quindi ne siamo a vostra disposizione. Se avete qualcuno o qualcosa da segnalare, noi siamo qua.